Euroregione News. È tempo di bilanci anche per il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Siamo alla fine del 2015 e, come di consueto, come da tradizione, il Presidente del Consiglio ha incontrato i giornalisti per illustrare l'attività del Consiglio. Prima di incontrarlo ci ha fatto alcune considerazioni sull'attività del Consiglio, alcuni numeri in estrema sintesi di quello che il Consiglio ha fatto. Ci sono state 73 sedute nel corso di quest'anno per 252 ore in totale per quel che riguarda le sedute, poi 54 progetti di legge regionale, di cui 34 di iniziativa consigliare, sono 35 le leggi che sono state approvate. Questo in estrema sintesi. Chiaramente la mole dei lavori del Consiglio regionale è piuttosto ampia, però adesso sentiamo che cosa ci racconta il Presidente del Consiglio, Franco Jacopo. Nella montagna di lavoro che è stato fatto quest'anno, cosa facciamo emergere da questa piramide? Possiamo far emergere alcuni dati. Da un lato la risposta pronta che il Consiglio ha dato alle iniziative del governo regionale, che non vuol dire essere sudditi, come qualcuno dice, della Presidente o dell'assessore di turno, ma bensì rispondere in tempi coerenti con la necessità che il governo di situazioni complesse, difficili, pone. Quindi ad esempio le leggi di finanza, le leggi che si sono susseguite nel corso di questo anno e che hanno dato risposte immediate a provvedimenti a sostegno dell'economia, a sostegno della solidarietà, a sostegno di iniziative a favore della comunità. Questo sicuramente è un dato. Anche direi spesso con il voto di tutto l'arco costituzionale o comunque con un voto importante di adesione anche da parte delle opposizioni. Dall'altro lato un'attività di iniziativa legislativa proprio su alcuni temi forti dal punto di vista politico, la legge sul reddito di cittadinanza, la legge sull'immigrazione, le leggi di riforma della cultura, dello sport, temi di interesse generale, quindi sicuramente su questo argomento. Poi l'adeguamento pronto a quelle che sono le nuove disposizioni in materia di finanza, quindi l'armonizzazione dei bilanci. Quest'anno abbiamo approvato leggi di bilancio appunto con questa nuova obbligo, certamente l'armonizzazione, che consente comunque di portare un bilancio leggibile, un bilancio trasparente, un bilancio che consentirà così di superare anche i problemi del patto di stabilità, cioè quelle limitazioni di spesa derivante dal fatto della non assunzione di oneri ulteriori da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi in questo senso una presente parte. Poi direi un'attività parallela che è quella legata alla partecipazione ai processi europei. Come è stato detto, oggi spesso si dice l'Europa ci fa questo, ci fa quello, poi nessuno di noi va a vedere che non partecipiamo, ad esempio partecipiamo poco alle fasi ascendenti, cioè dare la partecipazione al dibattito politico ed aula sulle riforme costituzionali che ci interesseranno direttamente, qualora appunto la riforma costituzionale venga confermata dal referendum, e poi io direi, e non trascurerei, il lavoro di quelle parti, di quelle ulteriori organi del Consiglio, che sono gli organi di garanzia, che sono organi che, ricordo la Commissione per le opportunità, il difensore, il garante della persona, i diritti della persona, il Corecom, sono degli organi di garanzia che svolgono un servizio diretto a favore del cittadino per la tutela dei diritti fondamentali. E credo che questi tre grandi argomenti siano stati argomenti nei quali il Consiglio ha lavorato molto ed è stato, direi, anche efficace nella risposta. Lei durante la conferenza stampa ha detto che comunque tutta questa attività del Consiglio regionale si è svolta in modo abbastanza piano, insomma non vi siete tirati le matite o, per citare o richiamare un falso storico, le scarpe. No, devo dire che ci sono stati ovviamente alcuni episodi nei quali il dibattito politico e la voglia anche di esternazione politica ha portato, direi in casi molto limitati, comunque o all'abbandono dell'aula o a qualche episodio magari più colorito. Mai siamo arrivati alle scarpe, mai siamo arrivati alle matite, nessun oggetto è mai stato scagliato, quindi di fatto
in questo senso nel rapporto corretto. C'è stata la dialettica politica, come è giusto che ci sia, come è opportuno che ci sia, c'è stata la contrapposizione politica, ma una contrapposizione sempre nei termini corretti e nei termini tali per cui nessun atto di ostruzione, nessun atto da parte dell'opposizione di forzatura rispetto alle procedure corrette di dibattito, e d'altro canto anche, come dicevo, spesso un voto tutto sommato non contrario rispetto ai principali provvedimenti legislativi, che significa, credo, che si sia svolto un lavoro importante nelle commissioni, che si sia riusciti ad avere un'interlocuzione con la maggioranza e che alla fine quindi si sia reso un servizio complessivo, facendo sì che i provvedimenti che necessitavano siano stati poi approvati nei tempi e nei modi dovuti. Ecco, allora per richiamare adesso alcuni elementi che collegano in modo particolare i cittadini alle attività del Consiglio regionale, parliamo di interpellanze, di interrogazioni attraverso i consiglieri chiaramente, e di petizioni popolari, quelle che arrivano direttamente insomma dal territorio, no? Per quel che riguarda delle petizioni, 1 su 8 sono state così esaminate. Possiamo migliorare un po' queste percentuali anche per quello che riguarda le interrogazioni, le interpellanze? Questi atti di democrazia diretta, sono atti a disposizione dei cittadini, le petizioni, o dei consiglieri portatori degli interessi della collettività e riferiti ovviamente ad argomenti di competenza della Giunta. Su questo, ovvio, richiamo costante della Presidenza del Consiglio a far sì che questi atti siano trattati e abbiano una evasione nei termini della risposta coerente con i tempi, perché evidentemente questo è importante. Le petizioni vengono rinviate alle commissioni che svolgono poi il loro lavoro istruttorio. È chiaro che non sempre la petizione può avere un successo nella risposta. L'esame della petizione è già di per sé affrontare il tema, e quindi in questo senso nelle commissioni hanno affrontato i temi, hanno provveduto di fatto, penso su tutte, almeno così mi risulta, ad ascoltare. Poi ci sono anche una serie di questioni che non possono avere soluzione per una scelta anche di natura politica di non assecondare la soluzione richiesta. Per quanto riguarda le interpelli e le interrogazioni e le interpellanze, ovviamente questo è un atto che il consigliere fa nei confronti della Giunta. La Giunta ha diverse opportunità per rispondere, quella diretta, quella indiretta attraverso poi il fatto di dare risposta magari all'interno di leggi o all'interno di provvedimenti che vengono assunti, e quindi di fatto l'interrogazione viene superata di per sé. Comunque è chiaro che bisogna migliorare questi rapporti, sono degli strumenti veri di appunto democrazia, di trasparenza, e su questi dobbiamo porre la massima attenzione. Un'ultima domanda prima di lasciarci: regionalismo. Allora, non per tornare sempre sullo stesso argomento, ma comunque è un argomento importante. Il regionalismo più in generale è che si collega all'autonomia e alla specialità di questa regione. Allora, i toni, diciamo, drammatici del passato forse non è il caso di tornare a riproporli, anche perché ci sono i presupposti per una soluzione che salvaguardi l'azione delle regioni, l'autonomia e la specialità, però bisogna giocarsela bene, non bisogna giocarsela male. Beh, innanzitutto bisogna giocarsela, non possiamo immaginare di vivere in posizione di rendita. È vero, perché questo è un dato oggettivo, basta leggere il 116 primo comma, che nella Costituzione riformata, o quella che si appresta ad essere la Costituzione riformata, soprattutto nel titolo quinto, le autonomie speciali sono salvaguardate perché stanno scritte nell'articolo 116 primo comma, e quindi se sono scritte lì è difficile che qualcuno possa dire che non esistono. Però questo non basta, perché è anche scritto che bisognerà passare attraverso un processo di revisione degli statuti, che non significa adeguamento, quindi non significa costringere gli statuti nella dimensione legislativa dimensione di previsione del nuovo titolo quinto per quanto riguarda le competenze, ma significherà una valutazione responsabile da parte di ogni singola autonomia speciale, nostra in particolare,
una condivisione con il Parlamento di quelle che sono le funzioni che abbiamo esercitato fino ad oggi, ma soprattutto di quelle, io penso in questo senso, che potremo esercitare convenientemente per lo Stato, anche per lo Stato in futuro, perché sicuramente di questi spazi ce ne sono, esistono e possono essere intrapresi. È un lavoro che dovremo iniziare da subito e che dovrà portarci ad un confronto con il Parlamento, con il Governo e il Parlamento. D'altro canto nella Costituzione è scritto anche il metodo, quello dell'intesa, cioè dovremmo essere pronti, per questo non possiamo non affrontare questo argomento, dovremmo essere pronti a motivare adeguatamente, a supportare nei termini sia della dimostrazione dei risultati conseguiti, sia soprattutto su quelli che possono essere i risultati attesi da un'ulteriore conferma dell'autonomia, appunto a beneficio della collettività regionale in primis, ma della dimensione nazionale, perché noi siamo convinti che la nostra autonomia sia utile allo Stato e sia utile anche ad un rinnovato regionalismo nel nostro Paese. Bene, proprio in chiusura, proprio una battuta finale. Lei è anche coordinatore della conferenza permanente dei presidenti dei consigli regionali e delle province autonome in Italia, nonché membro del Comitato delle Regioni in Europa, una marcia in più per il Friuli Venezia Giulia. È una responsabilità importante che gli altri presidenti mi hanno affidato, proprio perché sono un presidente di un consiglio di un'autonomia speciale e quindi forse proprio riconoscendo quello che dicevo alla fine, che il regionalismo e la specialità, le autonomie speciali possono essere un beneficio per l'intero Paese e per la nuova versione di regionalismo nel nostro Paese. Quindi da un lato un vantaggio perché mi consente di portare anche i temi dell'autonomia in prima persona al dibattito nazionale, con ovviamente quelli che sono i protagonisti del dibattito nazionale e nelle sedi opportune. Dall'altro lato una responsabilità perché con questo bisogna portare l'intera tutela delle prerogative e della indispensabilità, direi ancora, del mantenimento del sistema regionalistico del nostro Paese. Ringraziamo il Presidente e da parte nostra salutiamo il pubblico di Euroregione News. Avete ascoltato Euroregione News.